Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Bertini Sport, oltre al vasto assortimento di attrezzature per voi sportivi, vi offre i telai e i cicli CBC dal produttore al consumatore. Sì, al prezzo di un telaio in carbonio. Parti via la bici completa con nuovi telai monoscocca in carbonio, testati e certificati made in Italy. Pagamenti anche in 12 mesi a tasso zero. Vieni a informarti. Gruppi sportivi, interpellateci. Bertini Sport è a Calcinaia Pisa, in via Sandro Pertini 112. Telefono 0587 48 98 25. www.ciclibertini.it. Dalle dolci coste assolate e dalle verdi pianure campane inizia l'esperienza della famiglia Cioffi nella produzione di formaggio fresco a pasta filata. La mozzarella. La mozzarella Bufal Cioffi, morbida e lattosa, dal gusto fresco e delicato, da mangiare così, pura e semplice. Bufal Cioffi, la mozzarella tradizionale. Se vi piacciono i sottoli e i sottaceti, guardatevi bene queste immagini. Sono i famosi prodotti Neri. Neri usa soltanto prodotti freschi e genuini lavorati secondo le antiche ricette toscane, perché chi mette in tavola funghi, olive, carciofini, capperi, peperoni vuole il sapore, quello buono, e Neri questo lo sa. Neri, sottoli e sottaceti, una scelta sicura. Ci troviamo a Vada, presso il ristorante La Racchetta, dove si presenta quest'oggi il gruppo sportivo Costa Etrusca, una squadra composta in prevalenza da femmine, 18 i ragazzi al via. Renzo Parietti e il suo gruppo sportivo porta sulle strade tante bambine. Una grande stagione si presenta per lui con tanti ragazzi. Associazione Sisca Costa Etrusca, anno 2009. Giada del Ghianda, esordiente. Martina Tassoni, esordiente. Cappari Rebecca, esordiente. La Tommasina Elena, allieva. Elisa Tedesco, juniore 6 secondo anno. Andrea Giuro. Lorenzo G2. Cristian Tedesco, G3. Asia Pafi, G3. Nico del Ghianda, G3. Luca Artellucci, G3. Diego, G3. Daniel Fanni, G5. Federica Zanovini, G6. Rebecca Zuccali, G6. Lorenzo Marinacci, G6. Vicepresidente del comitato regionale, non poteva mancare a questa presentazione della Costa Etrusca Associazione Ciclistica. Parietti veramente infaticabile.
Ma credo proprio di sì, se ringraziamolo veramente, perché credo che sta facendo delle cose encomiabili, il fatto che sta mettendo su una squadra femminile, quindi per poter recepire quelle che sono in questa provincia le ragazze, per non disperderle certamente quando escono dagli G6, quindi credo che veramente si stia facendo un buon lavoro. Vengo adesso da una riunione delle società femminili di Vada, dove credo che anche in questo senso stiamo facendo veramente un buon movimento. 57 ragazze alla partenza, che credo che sia veramente una gara riuscitissima, e quindi credo che veramente il ciclismo femminile in qualche modo si stia muovendo nel senso buono. Nel programma appunto regionale si sta investendo, diciamo così, nel ciclismo femminile, e credo che i risultati con queste società si iniziano a vedere. Sì, credo veramente di sì, e soprattutto basta vedere il programma del Presidente che ha presentato, e che quindi l'attività femminile certamente gli ha dato un qualcosa di più importante, proprio perché veramente è quel neo che veramente ci fa un pochino vacillare, ma che credo che veramente in questo momento stiamo percorrendo la strada giusta. Renzo è reduce da 3 giorni al femminile proprio la settimana scorsa qui nella provincia di Livorno. Credo che veramente dopo Brunello Fanini sia proprio il top in Toscana. Sì, ero presente alla gara di Livorno, e quindi credo che sia stato anche sotto l'aspetto logistico e sia sotto l'aspetto di sicurezza, che i direttori di organizzazione di cui ho parlato ha detto che sono rimasti entusiasti proprio anche per il fatto sicurezza, quindi credo che anche sotto questo aspetto sia da elogiarlo, e quindi dopo Patron Fanini sia proprio veramente la persona ideale a poter rappresentare il ciclismo femminile in Toscana. Siamo al via con 18 ragazzi e ragazze, credo che in questi tempi, diciamo così, di austerity sia un bell'obiettivo. Ma credo proprio di sì, diciamo che sia un viatico importante e quello che ci fa ben sperare per il futuro. Me lo auguro, perché credo che la Toscana veramente si meriti questo ed altro. Cosa auguriamo a Renzo per il 2009? Ma io credo che a Renzo gli si auguri veramente un grossissimo in bocca al lupo, auspicandogli che veramente sia l'inizio veramente importante affinché il ciclismo femminile possa avere la sua immagine dovuta. Siamo con Luca Casini, presidente del Comitato Provinciale di Livorno. Credo che anche la ciclistica Coste Etruschi sia un fiore all'occhiello per voi, perché Renzo sta lavorando veramente alla grande. Indubbiamente, diciamo, nella nostra provincia è una delle società più attive nel settore femminile, e comunque abbiamo una provincia indubbiamente molto presente nel ciclismo e molto laboriosa, con dei risultati, diciamo, ottimi a tutti i livelli. È reduce proprio dalla settimana scorsa un'organizzazione di 3 giorni tutta al femminile. Credo che sia stato un bel viatico pubblicitario per voi e per la provincia di Livorno. Indubbiamente, sono state 3 tappe bellissime, in un contesto, in uno scenario favoloso, dal mare alle colline livornesi pisane, che sicuramente hanno dato lustro al nostro territorio. Ci auguriamo di vederle ancora più spesso. Come dicevo prima con Giacomo Bacci, partire nella stagione 2009 con 18 tra ragazzi e ragazze non è tanto semplice, visti i tempi che corrono, però Renzo il suo impegno ce lo mette tutto, e credo che veramente stia raggiungendo l'obiettivo che si era prefisso. Certo, non possiamo che ringraziare questi 2 protagonisti in questo settore, in un momento così particolare, così, diciamo, delicato, dove le finanze sono sicuramente al minimo. Speriamo che gli sponsor che ci ascoltano abbiano voglia di avvicinarsi a questo sport e contribuire e fare anche loro la loro parte. Bene, a Renzo per il 2009 cosa gli diciamo? Gli diciamo un bocca al lupo, di proseguire nell'attività svolta fino ad oggi, di avere gli stessi risultati, anzi migliorare quello che ha già fatto. Mario Venturi, presidente della ciclistica Coste Etrusca, credo che sia una bella famiglia la tua, 18 atleti fra ragazze e ragazzi, non è facile, non è semplice in questi giorni. Sì, diciamo che gli sforzi sono stati notevoli, anche perché, come voi sapete, avete già toccato con mano, avevamo sotto mano 3 gare internazionali da fare, un impegno gravoso, ma che onestamente ci ha dato delle grandissime soddisfazioni, ci ha proiettato a livello internazionale nel ciclismo mondiale come organizzatori di gara. Poi quest'anno abbiamo anche intrapreso quella che è l'attività delle femmine, delle esordienti, un'attività che la provincia aveva un impellente bisogno. Ormai le società sono composte un 30% e siamo ancora a livelli esponenziali di crescita di femmine. Se
facciamo iniziare un'attività, cerchiamo poi di portarla avanti. Quindi la provincia aveva bisogno di questa come si dice, di questa categoria, e quindi ci siamo fatti carico anche di portare avanti questa iniziativa. Abbiamo già una bella squadrettina, poi c'è il settore giovanissimi, 7-12 anni, che si può ancora crescere, già un bel gruppotto da portare avanti, però si sta lavorando, ritardato un po' dal fatto che l'organizzazione delle gare, dicevo prima, ci ha portato via abbastanza tempo, però noi insomma siamo contenti e fiduciosi di quella che è stata l'attività passata e quella che andiamo a iniziare quest'anno, via diciamo. Sicuramente, come mi ha detto in precedenza, siete reduci da 3 giorni tutta al femminile. Credo che sia stato, come ho detto prima con il presidente provinciale, una vetrina per voi veramente bella, perché paesaggisticamente e sportivamente. Ma indubbiamente, cioè, era una misura, perché 2 erano già collaudate, la giunta della terza insomma ci ha comportato un po' di sconquasso, perché inserita un po' all'ultimo minuto abbiamo dovuto lavorare fortemente, sia economicamente sia anche di lavoro sia amministrativo che per i permessi e tutto quanto. Però abbiamo avuto la soddisfazione la domenica di aver avuto di Rocco, che sinceramente ci ha ripagato degli sforzi. Poi per il comprensorio, cioè qui abbiamo portato il mondo nella nostra zona, cioè abbiamo portato atlete che sono qui già da 20 giorni, 25 giorni in ritiro in questa zona, quindi a livello paesaggistico, a livello di promozione turistica e a livello agonistico, perché insomma, si può considerare fra le 3-4 gare al mondo oggi a livello di importanza, non voglio essere presuntuoso, ma a livello di importanza, di manifestazione internazionale, il nostro trittico si può collocare fra le prime 4-5 del mondo oggi. Sicuramente con Bacci, dicevo, in Toscana, dopo Fanini che fa il giro, sicuramente siete voi. Sì, senza presunzione penso proprio di sì. Speriamo di arrivare Fanini, così faremo uno scosso tra noi e loro. Sicuramente. A questo punto direi che anche con Renzo Parietti è una buona mano, una buona spalla per creare tutte queste gioielli, diciamo così. Ma direi che Renzo è insostituibile, cioè se esiste queste manifestazioni a questo livello, il 90% la società lo deve a lui, perché lui che pensa a tutta una serie di organizzazioni, la sua esperienza in questo tempo, in questi anni gli ha permesso di arrivare a collegare una sinergia nell'organizzazione che ha pochi rivali, cioè Renzo onestamente, poi Renzo sarà anche il direttore sportivo delle ragazze esordienti. Sicuramente. È uno di famiglia. Ecco, altri di famiglia, dovrà farsi carico di un onere abbastanza consistente. Un obiettivo per il 2009 che avete nel cassetto e che ti piacerebbe ottenere? L'obiettivo per il 2009 è quello di avere un gruppo, arrivare a una ventina di bimbi per quanto riguarda il settore 7-12 anni, finire e portare avanti la stagione delle ragazze esordienti, più abbiamo anche una junior, una allieva da non sottovalutare, abbiamo la tedesco Lisa Tedesco che è una ragazza junior e abbiamo la Elison della Tommasina che è un'allieva, più le 3 ragazze che sono esordienti. Non nascondiamo anche qualche ambizione a livello agonistico, insomma il materiale c'è, speriamo che arrivino anche risultati, poi tutto quello che viene è benvenuto. Sicuramente. A questo punto, al termine di questa nostra chiacchierata, credo che ci siano dei ringraziamenti da fare. Dietro a me vedo tanti amici, tanti sponsor che vi danno una mano. Ma sì, indubbiamente, basta che mi scansi un attimino vedendo questo tabellone, i ringraziamenti sono a tantissimi, dalla Blue Bay all'Edilizia Carbone, accumuliamoli tutti, perché altrimenti qualcuno rimane fuori. Diciamo che vanno accumulati tutti, a tutti quelli che ci hanno dato una mano, sia dalle 100 sia alle cose un po' più consistenti, ecco. Un ringraziamento a tutti gli sponsor di cuore, perché senza di loro noi sicuramente dove siamo non ci saremo.
Siamo con Renzo Parietti, la settimana scorsa organizzatore di una bellissima 3 giorni, oggi siamo come direttore sportivo della ACD Costa d'Etrusca. Direi che si riparte con tanti ragazzi e in special modo tante ragazze. Sì, si parte con quel programma che avevamo fatto rispetto anche alla provincia, al comitato avevamo promesso di creare una nuova squadra femminile. Noi al femminile, almeno io, voglio molto bene, perché mi ha dato, tramite la figlia, mi ha dato tantissime soddisfazioni, quindi per me pensione però è anche un modo di ripartire con queste ragazzine. Ne dovevamo avere qualcuna di più, però tanto per partire con la macchina, siamo con un organico di 3 esordienti e una ragazzina allieva che si è aggiunta in questi momenti. Siamo vicini al via, siamo pronti per partire con qualche gara. Te sei il direttore sportivo, come detto in precedenza, come vediamo questa stagione 2009? Ma io questa stagione 2009, purtroppo io devo dire anche la verità, non l'ho seguita a livello, è vergognoso perché dire essere direttore sportivo, no, seguire, però io ho dato mano al mio, a Mario Venturi, che è il vicepresidente, che sicuramente ho delegato gli allenamenti, e mi sta dicendo che queste ragazze vanno forte. Ora io praticamente da quando ho smesso di fare queste manifestazioni mi butterò mare e corpo per vedere quali veramente sono le condizioni, ma io credo che il materiale, chiamiamolo così, il materiale umano delle nostre ragazze ci possono dare anche delle grandi soddisfazioni, senza fare nomi, tutte e 3, perché tutte e 3, 4 sono a un alto livello, quindi non ci faremo sentire quando andremo nelle gare nella Toscana e anche fuori regione. Bene, come dicevo prima, nel 2009 purtroppo siamo in un momento molto critico, per reperire i fondi per poter sopravvivere in questo sport, in questo ciclismo, però alle nostre spalle tanti amici ti danno una mano e tante amministrazioni, come mi stavi dicendo, ti aiutano. È difficile andare a reperire fondi? Oggi veramente noi siamo, ritornando sempre alla gara, siamo andati un pochino fuori dell'ordine primario, cioè gente che purtroppo gli è toccato levare delle gare per mancanza di fondi, invece noi siamo andati controcorrente, ma come ho detto io ho lavorato parecchio con le istituzioni, che credo che in fondo una mano ce la debbano dare anche loro, è doveroso perché ce la possono dare, e poi ci sono sì sempre tanti amici che non sto a ricordare, come vedete via alle mie spalle, che ci danno veramente una mano, e speriamo che questo connubio possa durare negli anni, perché noi negli anni il nostro è un progetto che parte da quest'anno, però abbiamo anche dietro veramente un bel vivaio. Il nostro gruppo sportivo, che è composto da una ventina di ragazzi, siamo al 50% fra ragazzi e ragazze, quindi anche nel vivaio femminile, noi dove abbiamo proprio aperto questa porta qui nella provincia di Livorno con la nuova squadra femminile di esordienti, ci sono anche le possibilità future tra un anno o 2, proprio materiale nostro che abbiamo nel settore giovanile, davvero di fare davvero del bene. Bene, il lavoro credo che non ti manchi, io ti do un grande in bocca al lupo e un buon lavoro. Grazie a voi tutti, io ringrazio anche la vostra emittente che veramente si sta prodigando anche detto attraverso le gare. Noi abbiamo creato anche delle novità riguardo anche la presentazione, come dicevo prima, della gara, quindi ora avremo modo di vederla, e la stanno vedendo nel mondo. Mi arriva email da tutto il mondo dove veramente ci stanno facendo complimenti perché si vedano queste immagini delle nostre zone che sono
dico meravigliose. Perché è un prodotto che si vende bene all'estero. È un prodotto, fortuna nostra, il nostro materiale è un materiale che a livello di sponsor vi dà una bella mano. Ci dà una bella mano, sì. Grazie Renzo, allora presto ci vediamo sulle strade. Sì, a presto, speriamo, come ho detto, di poter continuare anche nel futuro, riguardo a tutte queste cose. Niente, ho detto di nuovo un ringraziamento a voi tutti per quanto state facendo anche a livello del ciclismo, di tutto il ciclismo. Credo che insomma le nostre emittenti nella nostra zona siano una cosa essenziale. Volevo aggiungere un ringraziamento, oltre ai sindaci. La domenica ha avuto la presenza per la prima volta dopo 13 anni del presidente federale Renato Di Rocco, e quindi per noi è stato un onore. Ho visto che è rimasto entusiasta delle immagini che gli abbiamo fatto vedere, quindi anche quello per noi è stato una grandissima soddisfazione. Grazie a voi tutti. Siamo con Garo Fontanelli, sindaco di Riparbella. Non poteva mancare a questa festa, a questa presentazione qua di Parietti, veramente una festa tra amici. Sì, certamente dopo la bellissima gara c'è anche il momento poi dei ringraziamenti. C'era stato un invito caloroso al quale non me la sono sentita di rifiutare, e quindi partecipo volentieri. È stato un bello spettacolo la settimana scorsa vedere queste 3 giornate di sport al femminile. Sì, veramente, oltre quella di Riparbella Montescudaio, ma anche le altre di Rosignano Livorno e Santa Luce Castellina hanno rappresentato veramente 3 giornate bellissime di uno sport di popolo, vissuto anche con la grandissima partecipazione, come è consuetudine. Lo sport delle 2 ruote, la bicicletta, è uno sport che appassiona veramente, è sentito, è uno sport popolare, e per questo le nostre amministrazioni ci danno sotto, cercano di dare un contributo che credo possa essere determinante, ma insomma perlomeno sostanziosa. Sicuramente credo che sia una bella vetrina dal punto di vista sportivo e dal punto di vista turistico per voi. Sicuramente è una bellissima promozione del territorio, anche al di là dell'evento sportivo, che è veramente significativo, col fatto che si tratta di atlete donne elite professioniste. La campionessa del mondo Michael Cook, poi noi avevamo la nostra mascotte riparbellina Samantha Galassi, che tra l'altro poverina si è ritirata, ma comunque ha condotto una bella gara, ha partecipato. Dicevo, questa promozione del territorio è veramente interessante, ci sono le televisioni, ci sono diversi sponsor e quindi aiutano a far conoscere il nostro meraviglioso territorio, i nostri paesi, i nostri borghi, le nostre cittadine. Sicuramente. A Renzo Parietti cosa auguriamo per un 2009 con tanti ragazzi così all'Associazione Ciclistica Costa Etrusca? Veramente Renzo Parietti è il motore della manifestazione, anche se usiamo un eufemismo che con le 2 ruote ci è vicino, ma è veramente, io credo che se non ci fosse lui il Costa Etrusca non si farebbe, e quindi è una persona, ha dei validi collaboratori che danno il cuore e l'anima. E per questo, visto anche proprio il calore con il quale lui organizza queste bellissime manifestazioni, ci sentiamo sempre di dargli una mano, e così sarà anche per il futuro. Sicuramente la Costa Etrusca è una culla per far svernare i ciclisti, dalle donne ai professionisti. Credo che veramente sia un vanto per tutta la regione e per voi naturalmente. Allora noi proprio in funzione di questa pensiamo anche, c'è un grande campione, Paolo Bettini, che sta facendo per la regione toscana una promozione del nostro territorio, abbinato turismo, abbinato allo sport, quindi sport e turismo sono 2 veicoli che promuovono il territorio, e noi siamo attrezzati, anche Riparbella ha dei bellissimi agri-residence, delle bellissime strutture turistico-ricettive che stiamo potenziando, stiamo migliorando, strutture di qualità che sono in grado di poter ospitare questi grandi atleti, che sicuramente da noi troveranno oltretutto una buona gastronomia, e quindi
anche se dovranno osservare una dieta che gli consente adatta per fare lo sport, ma sicuramente apprezzeranno nei momenti un pochino di riposo anche delle grandi leccornie che si trovano solamente da noi. Manolo Panicucci, sindaco di Castellina Marittima. Siamo reduci da una settimana veramente eccezionale con Parietti, 3 gare veramente bellissime nel vostro territorio. Sì, sono stati 3 giorni molto belli, oltretutto accompagnati nell'ultima parte specialmente anche dalla bella stagione, una manifestazione che ci ha fatto vivere delle belle emozioni. La partecipazione delle atlete come sempre è stata di primo ordine, le più brave atlete del mondo. Mi sembra che anche la partecipazione da parte dei cittadini che riguardo al ciclismo femminile ha sempre incontrato anche alcune difficoltà, mi sembra che cresca, mi sembra ci sia un'attenzione maggiore e anche le istituzioni credo facciano la loro parte in questa. Sicuramente il ciclismo femminile sta camminando, non corre ma sta camminando, sta entrando piano piano. Diciamo che le atlete corrono e sono molto brave, la nostra cultura è tale per cui ancora dobbiamo fare dei passi avanti rispetto alle emozioni che vengono anche dalle atlete, perché siamo abituati tendenzialmente a visitare con molta più attenzione le gare maschili. Però ecco, queste iniziative credo facciano crescere anche nei territori come il nostro, territori anche marginali rispetto ai grandi centri dove passano anche i grandi giri, i giri più importanti, ecco, fanno crescere una cultura nuova. Credo che questa manifestazione abbia anche questo scopo. Sicuramente, poi dal punto di vista paesaggistico credo che abbiate un teatro che è ineguagliabile al mondo. Sì, io credo che le nostre colline, i nostri paesaggi rurali, i boschi sono veramente eccezionali, sono il paesaggio della Toscana, sono poi vicini anche ai territori che sono affacciati sul mare oltretutto, quindi c'è questa sintonia fra campagna e zone litoranee. Credo che davvero sia stato un bel biglietto da visita presentarci con quello che abbiamo, col nostro paesaggio. Sicuramente Renzo Parietti, veniamo ad oggi, si presenta la ciclistica Coste Etruschi. Renzo Parietti lavora ancora nel femminile, una squadra con 18 ragazzi, oltre il 50% al femminile, credo che lui crede veramente. Ma Renzo Parietti è sicuramente il motore per quanto riguarda questa manifestazione, per l'organizzazione, per il coinvolgimento che riesce anche a portare avanti nei confronti delle aziende che devono intervenire economicamente e delle istituzioni. È davvero molto appassionato e crede nel ciclismo femminile partendo anche dalle giovani generazioni. Lui credo che tutti noi dobbiamo ringraziarlo per questa l'opera che sta facendo e credo che davvero lui sia anche stato ripagato dalla presenza del presidente della Federazione Ciclistica Nazionale, che a Castellina era ad attenderlo anche facendogli una sorpresa al momento dell'arrivo. Credo questo è anche un ringraziamento a Renzo e un riconoscimento del suo lavoro. L'augurio a Renzo per il 2009 da parte del Comune di Castellina Marittima. Sì, il Comune di Castellina farà la sua parte ancora per questa manifestazione, augura a Renzo e agli organizzatori che lo accompagnano di organizzare ancora questo tipo di manifestazioni nelle nostre colline e così come è successo negli ultimi anni di farlo crescere. Abbiamo iniziato alcuni anni fa con una sola giornata, oggi siamo a 3 giornate consecutive, mi sembra che il percorso che stiamo portando avanti insieme soprattutto a lui e agli organizzatori sia molto importante. Si è conclusa la presentazione dell'ASD dilettantistica Coste Etrusca qui al ristorante La Racchetta di Vada. Con Renzo Parietti e la sua società si presentano sulle strade con tanti ragazzi e gli auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per la stagione 2009 che vanno ad affrontare. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.